Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, a furia di dire e proclamare in ogni dove che da 2 anni e mezzo abbiamo un governo fascista, abbiamo un governo autoritario, abbiamo un governo che sequestra la democrazia, a furia di parlare di malvagità di questo governo, di disumanità di questo governo, a furia di definire genocidi gli appartenenti a questo governo, perché è successo anche questo, riferito alla guerra in Medio Oriente, cosa succede? Succede che questo alfabeto sgangherato, offensivo anzitutto per le vere vittime delle vere dittature, vero fascismo in primis, questa mostrificazione collettiva di una coalizione politica che ha vinto le elezioni e sta governando una democrazia europea come l'Italia, questo alfabeto può intercettare la miseria, la follia, la barbarie individuale, perché è una purtroppo variabile prevista in quel legno storto dell'umanità, che ci siano i folli, i miseri, i barbari. E se io da 2 anni e mezzo do loro in pasto questa narrazione, poi si può arrivare anche all'ultimo stadio della convivenza civile, o meglio incivile, che è l'attacco ai bambini. L'attacco ai bambini. Sono stranito solo a dirlo, ma a questa è arrivata la cronaca e il dibattito italiani. Negli ultimi 3 giorni, solo negli ultimi 3 giorni, sono stati loro malgrado protagonisti delle cronache, anzitutto la figlia della premier Giorgia Meloni, a cui questo galantuomo, che fa il professore in un istituto superiore della provincia di Napoli, ha augurato la stessa sorte della ragazza di Afragola, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato, e questo galantuomo ha augurato la stessa fine a Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni, dopo come dire, il fatto è già inaccettabile di per sé, dopo una quantità di tempo inaccettabile ha farfugliato delle scuse, ma dicendo che non cambia idea politica, come se c'entrasse qualcosa la politica con questa barbarie di augurare la morte a una bambina. Vedete che c'è una malattia intellettuale alla radice, come si fanno a collegare in una stessa frase queste due aree concettuali, non c'entrano nulla in una mentalità comune e normale. Tra l'altro poi si è scoperto da poco che era abbastanza un'abitudine da parte del suddetto galantuomo, perché in un altro post augurava la stessa sorte dei palestinesi a Gaza ai figli della Meloni e dei vice premier, per non farsi mancare nulla, Tajani e Salvini. Ovviamente tu dici un folle e un uomo non piccino, minuscolo, certo, perché la responsabilità delle azioni è personale, ma non un caso isolato, perché a ruota arriva un altro essere pseudo-umano che se la prende questa volta con la figlia di Matteo Salvini, Mirta. Lo ha poi riportato sui social lo stesso Salvini. Questo essere pseudo-umano ha collegato la figlia Mirta a un linguaggio e delle scene che sarebbero diciamo di una trivialità barbara e illeggibile se riferite a un'adulta. Riferita a una bambina sono un abisso di barbarie, non le riferisco perché non esondano dalla cronaca, proprio piombiamo in un abisso dove evidentemente sguazza questo galantuomo e dove noi non vogliamo piombare. In ogni caso sono, vi assicuro, frasi agghiaccianti, gravissime, chiuse da "si vergognerà del padre ladro". Giustamente Salvini ha dovuto postare un'ovvietà in una società appunto appena civile: criticate pure me, lasciate stare i miei figli, perché siamo arrivati a questo, bisogna specificare questo. E anche sono stati messi, tanto per aggiungere orrore a orrore, nel mirino
anche i figli del ministro Piantedosi, sotto un post del quale un altro pecorone da tastiera, ma non vorremmo offendere le pecore, ha detto: vedi che anche voi rubate i soldi e il cibo dei nostri figli, quindi confermo l'augurio anche ai tuoi. Morale, dopo questa galleria respingente veramente degli orrori, siamo evidentemente al grado zero, cioè se questa diventa la cronaca non politica, ma la cronaca che coinvolge politici, sempre del governo, sempre di centrodestra, siamo al grado zero dell'umanità, non del dibattito politico, dell'umanità. Figuratevi se noi liberali non abbiamo presente che la responsabilità è personale. Questi sono 3 signori che hanno vomitato cose inaccettabili, loro, però non possiamo ignorare il clima di questi 2 anni e mezzo, da quando questi politici di cui vengono messi nel mirino i figli dai pazzi, sono al governo, no? È la mostrificazione quotidiana, e a furia di ripetere quotidianamente che siamo sotto i dittatori, i genocidi, i ladri, gli espropriatori di democrazia, questa follia si sente poi sdoganata, si sente accettata nel dibattito, tant'è che le proprie cose non le vomita nella propria stanza, ma en plein air. Allora, cari signori della bolla antifascista, della retorica sulla dittatura in Italia, per favore fermatevi a riflettere ora, perché se non lo fate ora che si è arrivati all'attacco ai bambini, non so proprio quando lo farete. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio